Pronto? Sceriffo, buonasera! Oh, buonasera a tutti voi, buonasera. Da qualche giorno che non ci si sentiva, Abbiamo avuto da fare con l'organizzazione di un grande evento qui a Treviso. Che bello, un'anteprima. Su cosa sta organizzando, sceriffo Gentilini? L'organizzazione della festa dell'uomo padano. Ah, ha preso spunto dalla festa della donna che è appena passata, Certo, sì. Sì. Ma come mai l'idea di fare la festa dell'uomo padano? Ma diciamo per un senso di democrazia, dove Sì, c'è la giusto. festa della donna e c'è la festa dell'uomo. Beh, lei è felice della festa della donna, giusto? È giusto che la donna esca, faccia Certo, festa. la donna sono felice quando sta a casa. No, è un po' maschilista, sceriffo. No, assolutamente. Ah, ok. Quindi la festa dell'uomo per fare cosa? Cosa simboleggia? Beh, diciamo che durante la festa dell'uomo padano, Sì. tutti gli uomini, invece di fare come le donne che vanno a cena fuori a spendere i soldi e così, noi invece andiamo a fare le ronde. Ma che bella festa! Chi è che si diverte ad andare a fare la ronda, scusi? Ma è bellissimo, tu capio? Andiamo a fare le ronde e a conservare il nostro territorio. Sì, e di giocare a tiro al bersaglio. A tiro al bersaglio? Certo, tutti possono partecipare, o come predatori o come prede. Non è che vi piace tanto sta cosa qua del gioco al tiro al bersaglio. Invece è molto costruttiva per la prole dei nostri uomini padani. I ragazzi crescono forti e duri. Sceriffo, Chi posso è? partecipare anch'io alla festa dell'uomo padano? Oh mamma. Ragazzi, abbiamo trovato il bersaglio! No! Che sta facendo, sceriffo? Ma no! Che ha fatto? Ecco, questo è molto costruttivo. Ma scusa, così funziona la festa dell'uomo? Oh, gli avete sparato al povero ragazzo! No, si è divertito tantissimo, è lì che ride sdraiato, No. è morto dalle risate. Ma non posso credere a sta cosa, mi scusi, Ma è l'uomo padano, anziché le mimose, cosa gli si regala? Un bel mazzo di ortiche fresche che fanno circolare il sangue nelle vene. Vabbè, sceriffo, non so quante persone avranno voglia di partecipare a questa festa dell'uomo padano. Mi auguro che funzioni. Certo, ma c'è già la fila qui fuori, c'è già la fila. La salutiamo, sceriffo! Ciao.